Ma il segreto per arrivare a 100 anni qual è? Lavorare, piangere, sciogore, che con tanti nipoti, senza mamma e senza papà, ho pianto tanto da morire. Basta. È questo il segreto per arrivare al traguardo dei 100 anni che ci confida la signora Giulia Nardi, nata e cresciuta a Villorba, terzultima di 17 fratelli. Attorno a lei una grande famiglia composta da nipoti, giunti con regali e mazzi di fiori a fare gli auguri a questa zia speciale che si è sempre data da fare per la comunità. La zia è stata l'infermiera di tutta la contrada, non di qua ma anche di dove abitava prima, ma non ha il brevetto o il diploma da infermiera, ha lavorato in manicomio ma in lavanderia, perciò, ma era lei che faceva le iniezioni. La signora Giulia, fino alla caduta che l'ha portata poi a utilizzare la sedia a rotelle, ha sempre vissuto da sola, circondata dall'affetto e dalla compagnia di tanti bambini da accudire. Non è voluto mancare ai festeggiamenti per i suoi 100 anni anche il vice sindaco di Villorba, Giacinto Bonan. Gli auguri sono specialmente del sindaco, di tutta l'amministrazione e della cittadinanza, perché credo di in qualche modo interpretare il feeling di tutta la cittadinanza. Capostipite di 5 generazioni, la signora Giulia non esita a dispensare consigli ai suoi tanti nipoti e ai ragazzi che la circondano. Che guarda e ascoltare tutti i suoi genitori, anche se qualche volta sbaglia, ma ascoltarli sempre. Basta.